Sono stati designati i vincitori della seconda rassegna enologica nuorese organizzata in città dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Orto Benessere. Un evento ospitato nell'ex mercato civico di Piazza Mameli sabato scorso. Nella categoria produttori, concorso cui hanno preso parte 94 viticoltori, al primo posto si è classificato Antonia Sanna di Orgosolo, al secondo Francesco Bacchita di Dorgali, mentre la medaglia di bronzo è andata a Gianfranco Siotto di Mamogliada. Nella categoria amatori, che ha visto in lizza 68 concorrenti, il primo posto è andato a Salvatore Congio di Oliena, al secondo posto Agostino Muggito di Mamogliada e al terzo Luigi Galante, sempre di Mamogliada. La giuria di 15 esperti, formata da enologi e tecnici degustatori di Lahore dell'Università di Sassari e della Camera di Commercio di Nuoro, ha esaminato in totale 162 campioni di vino che sono stati raccolti nei comuni di Dorgali, Oliena, Orgosolo, Mamogliada e Nuoro. La giuria ha giudicato la qualità media dei partecipanti, fatta eccezione per alcuni casi, di un livello qualitativo eccezionalmente elevato. Questo, sottolinea la giuria, a testimonianza di una generale e diffusa maturità dei viticoltori e vinificatori del Nuorese e anche per l'effetto selettivo dell'annata 2013. Le condizioni meteorologiche avverse di inizio stagione, infatti, con piogge abbondanti e frequenti, hanno fatto in modo che solo i viticoltori più attenti e capaci abbiano potuto portare l'uva a maturazione in maniera ottimale. La seconda rassegna enologica è stata anche l'occasione per fare il punto sul comparto nel Nuorese. Inoltre di corrette tecniche culturali in vigna e di gestione della cantina hanno parlato nel corso del seminario Luca Mercenario dell'Università di Sassari, Gaetano Laspina della cantina di Dorgali, Antonio Faris, sempre dell'Università di Sassari, e Tonino Costa di Lahore. Il vino nel Nuorese, oltre che prodotto di pregio e fonte di reddito, racchiude in sé importanti elementi culturali e identitari che l'assessorato alla cultura del Comune di Nuoro intende valorizzare, sottolinea in una nota il vice sindaco Leonardo Moro, anche con eventi come questi giunti alla seconda edizione con numeri e consenso importanti. Al termine del seminario il regista Gavino Poddighe dell'associazione I Segni delle Radici ha recitato alcuni versi che il poeta Sebastiano Satta ha dedicato al vino.